GRC, giornale radio della Carnia, quarta edizione. Buonasera a tutti, qui è Carlo Di Monte. Oggi proprio abbiamo detto verso le 12, siamo uno staff giornalistico un po' inedito. Venerdì 19 giugno, evidentemente 1981, ancora sulla stretta creditizia. A Roma per una soluzione ai problemi del credito, i friulani da Pertini e poi alla Banca d'Italia. Pertini ha preso a cuore, e riprendo un articolo dal Gazzettino, dicevo, Pertini ha preso a cuore il grave problema della stretta creditizia che per i friulani rappresenta lo spettro della paralisi dello sviluppo economico e sociale e della ricostruzione delle zone terremotate. Il Presidente della Repubblica ha ascoltato con attenzione il quadro preoccupante che il gruppo dei parlamentari Friuli Venezia Giulia gli ha fatto ieri durante l'incontro al Quirinale. Al termine della relazione Pertini si è attaccato al telefono e ha chiamato il governatore della Banca d'Italia Ciampi, al quale ha sottolineato l'urgenza di intervenire per superare la difficile situazione che si è creata nella nostra regione. Lo stile di Pertini, di uomo cioè deciso e generoso, mai disponibile al compromesso con le storture della burocrazia, ha avuto un'ulteriore conferma. Il Presidente della Repubblica non ha voluto trincerarsi in una dichiarazione di, leggo tra virgolette, protocollo, ma ha agito con l'autorevolezza di capo di Stato. A Roma ieri sono giunti numerosi friulani che con una colonna di pullman hanno voluto essere presenti nella capitale per testimoniare le urgenti esigenze del popolo friulano. All'incontro con il capo dello Stato, è sempre il Gazzettino che riferisce, hanno partecipato tra gli altri, direi, i parlamentari Fioret della Democrazia Cristiana, Barreccetti del PC, Fortuna del PSI, Scovacricchi del Partito Socialista Democratico Italiano, i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli imprenditori, i sindaci di Gemona, Venzone, Tresaghi, Sosoppo, Buia, Maiano, Sequalz ed il vice sindaco di Tolmezzo Tondo del PSI. A proposito di questi incontri, poi ne parleremo perché abbiamo qui nei nostri studi due protagonisti, diremmo, di questo incontro. Sono, come avete sentito oggi, sono stati a Roma, sono sobbarcati un viaggio in macchina, non in pullman, Cesare Gobbo, che è la regia, ringraziamo, presidente di questa radio, Tristano, e qui è l'illustre direttore di questa radio, Luciano Romano. Vorremmo che la regia, Cesare, dopo ne parleremo di tutte queste impressioni che vanno un po' magari anche al di là di questo aspetto economico, anche vorrei vederlo sotto un aspetto popolare magari, no? Ma vorrei mandare in onda quella comunicazione registrata che ci è arrivata verso le 17.35 in esclusiva da parte dell'onorevole Baraccetti del Partito Comunista Italiano, il quale, adesso lo sentirete, ha comunicato un po' come stanno le cose. Poi, dopo una chiacchierata sulla stretta creditizia, manderemo in onda delle interviste fatte appunto ieri al Quirinale, prima e dopo l'incontro, da Cesare Gobbo, con il vice sindaco Tondo, con il sindaco di Venzone Sacchetto, con l'onorevole Lepre, con Nonino, collaboratore Radio F, e ancora con altri esponenti più o meno politici, sindacalisti oppure con gente del popolo. Cesare Gobbo, se sei pronto, mandiamo la comunicazione registrata che abbiamo ricevuto in esclusiva un paio di ore fa da parte dell'onorevole Baraccetti del PC. Anche nei prossimi giorni, attraverso contatti con il Ministro del Tesoro e con il Governatore della Banca d'Italia, l'evoluzione della questione stretta creditizia per le province terremotate di Udine e Pordenone. Questo è quanto stamane il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Avvocato Maccanico, prima di partire per La Spezia al seguito della Presidenza della Repubblica, ha comunicato all'onorevole Baraccetti che a nome anche degli altri colleghi parlamentari friulani aveva predisposto l'incontro di ieri a Roma con il capo dello Stato. L'avvocato Maccanico ha anche riferito della comunicazione trasmessa ieri sera dal governatore della Banca d'Italia Ciampi alla Presidenza della Repubblica, secondo cui due alti funzionari della sede centrale
saranno venerdì della prossima settimana a Udine per incontrarsi e discutere sulla questione con gli istituti di credito operanti nelle province di Udine e Pordenone e con rappresentanze locali. L'avvocato Maccanico ha riconfermato la più viva stima e considerazione del Presidente della Repubblica verso le popolazioni terremotate del Friuli e della Carnia e la ferma determinazione dell'onorevole Pertini di aiutarle al massimo per il superamento degli ostacoli che si frappongono al processo di ricostruzione e di rinascita. Ed ora, se la regia è pronta, dunque questo è quanto è stato espresso dall'onorevole Barrecetti del PC, cioè alle 17:35 di questa sera, in esclusiva registrata da Radio Stereo Carnia. Sentiamo invece qualche impressione di quanto è avvenuto ieri nel pomeriggio, verso le ore 15 mi pare, no? Dopo l'incontro della delegazione friulana con il Presidente della Repubblica Pertini, e se vuoi partire. Naturalmente i nostri microfoni di Radio Stereo Carnia, non poteva mancare il nostro Tondo, vice sindaco di Tolmezzo, parte interessata, anzi diciamo ospite abbastanza fisso ai nostri microfoni. A te Tondo per così un'impressione sia su questa manifestazione sia su tutto l'apparato messo in moto da Ponte Radio. Ma non vorrei ripetermi su quello che è stato detto precedentemente dagli altri sindaci o dagli altri che ha intervistato qui davanti alla piazza del Quirinale. L'impressione è sostanzialmente positiva perché vedo che c'è un nutrito drappello di sindaci e di parlamentari del Friuli che saranno ricevuti fra pochi minuti dal Presidente della Repubblica. Ulteriormente positiva la partecipazione, vedo arrivare un pullman dietro l'altro dalle nostre zone, dal nostro Friuli, la partecipazione di popolazione, di gente quindi direttamente interessata, di amministrati dei nostri comuni. Spero che tutto questo viaggio, lungo viaggio che abbiamo fatto serva effettivamente ad ottenere qualche cosa. Importante credo. Ma diciamo che così voci di corridoio sembrano, questa è un'impressione mia, almeno da andare a sbirciare di qua e di là, che forse addirittura oggi stesso si può arrivare a uno sblocco della stretta creditizia o perlomeno ci siano delle buone notizie. Parlo sempre di voci di corridoio. Cosa pensi tu se questo dovesse succedere nei confronti di tutte queste radio Friuli che hanno organizzato questa manifestazione? Beh, effettivamente sappiamo che c'è la possibilità che essendo questa ordinaria amministrazione già il governo Forlani possa prendere una decisione in merito, anche se è dimissionario ed attualmente non è nella pienezza dei suoi poteri. Non so di queste voci di corridoio quanto possano essere fondate. Certamente sarebbe un ottimo risultato che questa iniziativa che ci ha portati qui a Roma tutti quanti, promossa dalle forze politiche, dai movimenti non solo politici ma anche dall'interessamento delle radio, da quel famoso Ponte Radio che c'è stato, possa dare i suoi sbocchi positivi. Spero che le voci di corridoio siano fondate, ecco, tutto qui. Abbiamo qui il senatore Lepre che come al solito è sempre su tutti i fronti e vogliamo chiedere un'impressione su questa marea di gente, su questi cuori friulani qui al Quirinale. È importante che ci siano, no? Se non altro sottolineano l'importanza del problema del credito. Adesso devo andare perché devo andare su al Quirinale. Ci sentiamo e ci vediamo dopo allora. Sì. E Dulcis in fondo, in questa prima tornata di interviste è il nostro Nonnino. Nonnino, per Radio Stereo Carnia, naturalmente per tutto Ponte Radio, una tua impressione su questa marea di gente, anzi io direi quasi di dire un discorso un po' polemico vorrei fare, in questo senso, cioè qui non vediamo i soliti scioperi che quando succede qualcosa la gente si astiene dal lavoro, qui vediamo che addirittura donne, bambini, persone anziane, cioè abbiamo lasciato lavorare la gente a casa, a produrre, e però abbiamo tanti cuori friulani qui di fronte al Quirinale, a pochi passi del Presidente. Nonnino, tu che sei diciamo forse il primo di tutto questo tipo di manifestazioni che abbiamo fatto, dacci a caldo, a cuore aperto, una tua impressione. Ecco, guarda, la mia impressione penso che sia la più bella e l'unica tra le manifestazioni avvenute qui al Quirinale,
che vediamo 350 friulani senza un cartello, senza un schiamazzo, senza confusione, li troviamo tutti uniti nella loro semplicità, perché noi friulani non siamo capaci a fare confusione, non siamo capaci a fermare treni, non sappiamo creare caos, ma siamo venuti nella forma più semplice, più democratica, su espresso desiderio del Presidente Pertini, laddove come si vede la gente è pronta e il Presidente ci sta aspettando per darci la mano, ma soprattutto perché ha capito l'importanza del problema di cui tutto il Friuli sta chiedendo per poter risolvere la stretta creditizia. Io mi auguro che questo esempio di educazione democratica, io la chiamo così, civile, sia di esempio a tutta l'Italia, se questo fosse possibile farlo, perché ritengo che non è necessario fare confusioni, creare caos scendendo in piazza per ottenere qualcosa. Bene, grazie Nonino. E poi... Ecco, interrompiamo così la registrazione, la riprenderemo fra poco e passiamo in diretta dallo studio. Queste erano le impressioni prima, scusate perché qui si va un po' a braccia, dell'incontro con l'onorevole Pertini della delegazione, rappresentanza politica, sindacalista. Per vedere. Doverosa precisazione, sono in corso, non io ma il Gazzettino, in una omissione, ma è doverosa precisazione che tra i sindaci del Friuli e della Carnia fosse anche presente il sindaco di Villa Santina, ma direi il illustrissimo, laboriosissimo amico Giatti. So che Giatti non vuole molti attributi, visto e considerato che qui nei nostri studi c'è il direttore di Radio Stereo Carnia, Luciano Romano, giornalista emerito e conoscitore di questi grossi problemi. Io passo senz'altro, Luciano Romano, la parola a te, il microfono a te, per dire qualcosa su questa stretta creditizia. Qualcuno qui, l'abbiamo letto l'altra sera, dice ma la stretta creditizia non ci tocca, non ci tange. Altri dicono la stretta creditizia è una stretta veramente, non più una stretta ma una morsa. Diciamo qualcosa, Luciano, a proposito. Il problema della stretta creditizia è sicuramente un problema enorme, terribile, che non si può risolvere in 2 o 3 minuti di tempo, e anche con tutta la bravura di questo mondo non si riuscirebbe assolutamente a spiegarlo. Però dico alcune cose che mi pare siano necessario dirle per chiarire un po' questa questione. È vero probabilmente che i grossi complessi produttivi, industriali ad esempio, di qualunque genere, non sentano l'effetto della stretta creditizia. Questo perché? Perché al 31 dicembre avevano una massa di scopertura. 1980, esatto, una massa di scopertura bancaria, cioè degli affidamenti bancari già impegnati, rapportata già alla propria capacità produttiva e alla propria esigenza di capitale circolante. Quindi la stretta creditizia, che prevede un aumento dell'1% al mese rispetto a quel dato del 31 dicembre 1980, non porta a questo grossi problemi, perché seguirebbe a un dipresso l'inflazione, ma ci troviamo di fronte ad un rallentamento dell'economia, per cui difficilmente c'è la necessità di un supero di questa scopertura. Dove sono i problemi? Sono nelle piccole aziende, sono nelle aziende appena avviate e soprattutto nei privati. Diciamo nelle piccole aziende, perché non hanno mai delle grosse scoperture già consolidate e cercano, per natura stessa della nostra gente, hanno cercato entro il 31 dicembre di rientrare nelle proprie scoperture bancarie, e si sono trovati che a fronte di un affidamento bancario, di un fido che so di 40 milioni che avevano prima, sono trovati a rientrare, a trovarsi con 10-12 milioni, ed è su quel dato che fa riferimento alla stretta creditizia per l'aumento dell'1% al mese. Sono in difficoltà le aziende di recente avvio, perché non avevano ancora sufficiente affidamenti bancari rispetto al volume di produzione di affari di giro commerciale, che invece oggi possono essere riusciti ad ottenere con il lavoro di alcuni mesi. Sono soprattutto in difficoltà le famiglie, quelle che stanno lavorando nelle proprie case, dove sappiamo molto bene che i contributi concessi non sono mai sufficienti a coprire le spese. E questo comporta anche un calo, ci sono anche altri motivi, un calo peraltro dei depositi, quindi del risparmio ufficiale.
Perché? Perché i privati cittadini, le famiglie, quando non trovano sufficiente credito nelle banche o difficilissimo credito nelle banche, si rivolgono agli amici, agli altri privati, che magari hanno una piccola disponibilità e che sono pronti ad intervenire in aiuto, però con soldi che non vengono indirizzati verso gli istituti di credito ufficializzati. Mi pare che il grosso problema sia appunto qui, cioè i termini del problema siano questi. E cioè il perdurare della stretta creditizia comporta dei grossissimi pericoli per le aziende, ripeto, piccole e di nuova formazione. Comporta un rallentamento per il momento, ma con una previsione di blocco della ricostruzione e della riparazione delle case. Comporta poi soprattutto nella nostra gente quasi un moto di protesta, un moto di ribellione che è al di fuori del nostro carattere, come ha dimostrato anche la manifestazione di Roma, che però può determinare delle reazioni talora anche incontrollate. Per cui io credo che veramente intervenire sulla stretta creditizia sia un dovere imprescindibile, secondo me, della Banca d'Italia più che del governo, perché la legge non parla di queste cose, è la Banca d'Italia che ha emanato queste disposizioni. Le ha emanate anche in funzione di alcune realtà che esistono in Friuli, dove ad esempio il mercato, a me dispiace di dover dire queste cose, ma dato che le conosco abbastanza benino, il mercato immobiliare ha segnato dei costi rispetto ad altre zone d'Italia terribilmente superiori e dei prezzi di vendita altrettanto forti, ed è un elemento inflattivo di tutto il genere, di tutta l'economia italiana. Questo forse è stato un elemento che ha determinato alcune perplessità anche a livello di Banca d'Italia, ma va eliminato in ogni caso, appunto per evitare questo moto di ribellione e per ridare un po' di speranza e di fiducia nella nostra gente. Ecco, direi che non era il caso di attendersi dall'incontro con il Presidente Pertini degli appoggio, delle garanzie o delle assicurazioni immediate. Credo sia il Presidente sufficientemente responsabile per non poter fare delle promesse il cui rispetto e il cui mantenimento non dipendono da lui, in quanto dipendono dalle autorità politiche vere e proprie. Io posso parlare dell'impressione che ha portato il sindaco di Villa Santina, che ho incontrato oggi a mezzogiorno. Ecco, portaci un po' una voce. Al quale ho chiesto alcune notizie su quanto è accaduto. Mi ha parlato ad esempio del presidente che ha cercato per telefono il ministro Andreatta, non l'ha trovato perché era un funerale, e ha commentato, da uomo di spirito come normalmente è il presidente, ma sto benedetto suo amico non poteva morire un giorno prima, un giorno dopo, così poteva essere qui anche il ministro. Spero che non fosse il funerale del governo della Democrazia Cristiana. Io penso che no, penso che sia vero che perché mi pare che in un'intervista Cesare Gobbo, che è lì in regia, abbia detto, non so se l'intervista sia stata registrata, abbia detto: spero che non sia il funerale del Friuli. Beh, non credo, ecco, io sono sufficientemente, ottimista. No, ottimista, cresciuto per sapere fino a che punto si può giocare con l'opinione pubblica e oltre a quale punto invece non è assolutamente concepibile il gioco, no? Ora io credo che di fronte ad una richiesta telefonica del presidente Pertini al ministero e quindi al ministro Andreatta di poter parlare con lui, la risposta, se è stata come è stata, che si trovava ad un funerale di un amico, di un parente. Certo che ieri il funerale, ma prima né Andreatta né Forlani hanno un po' accettato l'invito a questi incontri, mi pare di aver letto su giornali autorevoli. No, ma non è vero, cioè sono state alcune occasioni nelle quali non si sono fatti, cioè non Forlani. Andreatta non si è fatto trovare, oppure era tempi difficili. Ecco, oppure era impegnato in altre faccende. Ma c'è in tutta questa questione un discorso anche di competenze che probabilmente la nostra gente non riesce ad afferrare. C'è una grossa polemica di fondo, almeno così mi è stato riferito, spero di non dire cose stranissime, una grossa polemica di fondo tra il ministro Andreatta e la Banca d'Italia, perché non sanno bene chi dei due deve prendere delle decisioni inequivocabili e cogenti, ecco, che obbligano tutti al rispetto di queste norme. Siamo un po' all'italiana. Leggermente, direi un pochino l'italiana, per cui io credo che
il ritornare indietro rispetto alle decisioni che sono state prese non può essere un fatto di uno solo dei due grossi esponenti della finanza, del credito italiano, come è il ministro Andreatta e il direttore della Banca d'Italia Ciampi, ma si debba trovare, per evitare una perdita ulteriore di credibilità nei politici, per evitare un'ulteriore perdita di credibilità nei burocrati, che si debba arrivare ad una soluzione concordata tra queste due autorità. Magari Luciano, vediamo un po' dopo le impressioni che ha preso il tuo carissimo sindaco Livia Santina Giatti, e se la regia, non so, c'è una telefonata, non so se è pronta, magari dopo scenderemo, dopo questi problemi di fondo, anche a qualcosetta di più particolare, no? Alla continuazione di questa registrazione, quelle interviste che Cesare Gobbo e Tristano hanno fatto ieri al Quirinale, e mi pare a questo punto, dopo Nonino, pare che abbia parlato, dovrebbero andare quelle che sono state le impressioni dopo l'incontro delle delegazioni di politici, di sindaci, di rappresentanti aziendali e sindacali con Pertini. Mi pare dovrebbe, non so se sbaglio, andare un po' l'intervista del sindaco di Trasaghis Del Negro. Ma che fossero. Beh, intanto un'espressione estremamente positiva dell'incontro con Pertini, e poi entrando nel merito della questione, Pertini ha riconosciuto valide le nostre argomentazioni, è intervenuto presso il governatore della Banca d'Italia, appunto, che gli ha chiesto di fissare questo incontro oggi pomeriggio alle 4, in cui una parte di sindaci andremo proprio a dire quelle che sono le nostre argomentazioni. Ha manifestato molto rammarico perché da mese si trascina questa vicenda e il governo, attraverso la persona del ministro Andreatta, non ha mai preso una decisione. Ha riconosciuto, ripeto, validissime le nostre argomentazioni, anche perché la ricostruzione è avviata e quindi molta gente non può ricorrere al credito agevolato, al credito speciale, ma deve ricorrere al credito ordinario, perché magari per 4, 5 o 10 milioni nel giro di un anno o due si impegna a restituirli e quindi può completare la casa. Quindi è stato un incontro estremamente piacevole, proprio anche per la persona umano, una cosa veramente indimenticabile per tutti quelli che hanno vissuto questo momento. Proprio il personaggio Pertini mi pare una cosa indescrivibile, umano. Abbiamo parlato anche dei problemi del bambino che non è stato salvato e l'amarezza del Presidente perché secondo lui si poteva salvarlo e tutte queste cose qua. Oltre naturalmente ai problemi del terremoto in Basilicata e ai problemi del terremoto in Sicilia. Abbiamo invitato il Presidente in Friuli appena le case saranno ricostruite. Bene, allora soddisfazione, e speriamo soddisfazione ancora più grande stasera quando avremo qualcosa di positivo. Io penso che qualcosa è da ringraziare anche Ponte Radio. Anch'io credo che sia stata un'iniziativa giusta che ha messo in rilievo come con una protesta civile si possa ottenere qualche cosa, e io credo che anche grazie all'interessamento del Presidente Pertini presso la Banca d'Italia e il Governo veramente qualcosa per la nostra popolazione si possa fare. Abbiamo qui il senatore Lepre che speriamo di averlo come tante altre volte nostro ospite in diretta a Tolmezzo, e lì chiediamo una sua impressione. Mi sembra che questa volta qualcosa penso si sia riuscito a ottenere. Beh, l'impressione è che la manifestazione della popolazione friulana accorsa così numerosa e affrontando anche i disagi e i sacrifici di questo viaggio sottolinea l'importanza del provvedimento che si va a chiedere, per il quale i parlamentari friulani si occupano da tempo e non è ancora arrivato a sbocchi risolutivi nel senso chiesto dalla popolazione friulana. Il Presidente Pertini ha assicurato il suo interessamento presso il Ministro del Tesoro, una delegazione al pomeriggio sarà ricevuta anche dal Governatore della Banca d'Italia per prospettare il problema che dovrebbe essere chiaro di per sé stesso. Si tratta di mantenere la deroga prevista dalla legge speciale per la ricostruzione e la rinascita del Friuli ad eventuali strette creditizie come quella attuale, per permettere alla nostra gente di ricorrere al credito ordinario e così supplire alla parte di contributo non coperta dall'intervento dello Stato e della Regione con un sacrificio proprio, perché in fondo
questa richiesta di credito è denaro che i friulani dovranno poi restituire, chiedono un credito agevolato per far sì che le case possano essere ultimate. Lo stesso discorso vale per i settori produttivi e per tutte queste attività. A mio avviso basta una circolare della Banca d'Italia che torni a riaprire, che chiarisca agli istituti di credito, Cassa di Risparmio e a tutte le varie banche che operano nelle due province di Udine e di Pordenone, e in particolare nel Friuli colpito dal sisma, una circolare che dica che tutto quel che attiene a crediti speciali, interventi sulla legge 49 e credito comunque necessario e documentato per completare la propria casa non faccia parte di quel limite e quindi soggetto a quel tetto di espansione che le banche, a seguito della normativa vigente fatta per la nota stretta creditizia, devono adesso applicare. Io penso che con un provvedimento amministrativo, perché non occorre la legge, già la deroga è prevista, come dicevo prima, dalla legge speciale per la rinascita del Friuli e la ricostruzione del Friuli, già questo un provvedimento amministrativo ed una circolare può sbloccare la situazione e permettere ai friulani di ricostruire in pace, mantenendo così anche i livelli occupativi che sono nati anche da tutta la dinamica economica e processi collegati della ricostruzione. Onorevole Baraccetti, principale fautore dalla parte politica. Vogliamo sentire una sua impressione, perché lei come politico questa volta era sulle barricate assieme a noi, mentre poi abbiamo visto che di barricate non servivano perché abbiamo un presidente veramente che è il primo cittadino d'Italia. Onorevole, una sua impressione su tutto. Ma guardi, intanto è confermato quello che dicevamo ancora prima dell'udienza, cioè come diceva lei abbiamo avuto un presidente che è il massimo rappresentante della Repubblica che ci ha ricevuto, perché come parlamentari avevamo altri incontri con ministri e capi di governo e non si sono neanche presentati, questa è la realtà. Anche oggi. Prima questione. E poi anche perché oltre a parlare con noi ha salutato in maniera affettuosa tutta la gente che gli si è stretta attorno, gli ha stretto la mano, si sono baciati e ce l'hanno applaudito. Sul merito, nell'incontro col Presidente i rappresentanti sindacali dei comuni e delle organizzazioni imprenditoriali hanno presentato la situazione. Il Presidente ha detto che la ragione era dalla parte nostra, perché in fin dei conti c'è una legge che fa esplicito divieto. Quindi lui ha cercato di risolvere già subito il problema, cercando il ministro che non era, che era un funerale. Ha parlato però col governatore della Banca d'Italia. Speriamo che non sia un funerale che riguarda il nostro Friuli, cioè un funerale dell'economia friulana. Quindi il Presidente ha già cominciato a parlare col Presidente della Banca d'Italia. Secondo me in giornata dovremo avere alcuni risultati, no? Vedremo alla fine quale sarà il comunicato che il Quirinale diramerà alla stampa con i risultati specifici di tutti questi incontri. Io sono convinto però che il Presidente, sulla base degli impegni che ha preso, si darà da fare perché la questione sia risolta positivamente. Perfetto, ci vediamo su in Carnia, Radio Stereo Carnia, Tolmezzo. Arrivederci. Ecco, Baraccetti non si è fatto vedere, ma comunque l'avete sentito prima nell'intervento. Abbiamo ora in diretta da Roma il signor Degano, che è presidente del Fogolar Furlan di Roma. Vediamo se la regia riesce a passarci il collegamento. Pronto? Pronto? Vediamo un attimo se è possibile farlo, non è una cosa semplice, pertanto vedremo un momento se è possibile collegarci con Roma. Sì, cerchiamo di riempire un momento, vediamo questo inghippo tecnico, Tristano va di là in regia. Dunque il signor Degano, presidente del Fogolar Furlan, penso che anche Luciano Romano conosca veramente, so che il gruppo Sotla Nape è stato non solo a Roma, ma non so se siete stati anche assieme in giro per il mondo. No, con Degano. No, con Degano no, siamo stati a Roma e in quell'occasione lì. Siamo stati Com'è? a Roma più È volte. pronto? 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 Non riusciamo a collegarci, vediamo un po'.
e mi hanno detto che il signor Degano ha organizzato veramente in modo così come sanno organizzare anche i carnici, no? E i friulani. Sì. Normalmente ha una disponibilità veramente incredibile il dottor Adriano Degano, che è un ex funzionario del Ministero mi pare del lavoro e della previdenza sociale, o addirittura dell'INPS forse, ha un senso dell'ospitalità veramente eccezionale. Siamo in linea, scusate qualche così, inghippo tecnico, vediamo un po' cosa succede, vediamo, pronto? 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 Signor Degano, pronto? Pronto? Pronto signor Degano, la sentiamo molto bene. Ecco, bene. Lei ci sente? Sì, io sento. Ecco, lei parli pure. Ecco, mi faccia, mi domandi, cosa devo dire? Cosa le devo dire? No. Lei non mi ha fatto la domanda, lei mi doveva fare una domanda. Adriano? Sì? Sono Luciano Romano. Ah, benissimo. Come stai intanto? Bene. Guarda, Questa è la domanda più importante sotto il profilo della salute. Sì, Ecco. no, bene. Noi possiamo dire questo, che ieri abbiamo incontrato un nostro gruppo numeroso di soci, ha incontrato i 300 e più venuti dal Friuli per sostenere la campagna promossa dalle radio, dal Ponte Radio friulano, è vero, contro il problema della stretta creditizia. Devo dire che è stata una giornata di emozioni intense la nostra, prima di tutto perché non credevamo di trovare tanta gente così poi disciplinata, ordinata, puntuale, no? Che Così friulana. Ha fatto meravigliare anche il personale della Presidenza della Repubblica. Noi lì abbiamo un maresciallo, il maresciallo Madotto, che è abituato a ricevere gruppi e dice che è rimasto veramente sorpreso per la correttezza, la compostezza e anche il calore umano che questa nostra gente ha saputo dimostrare quando è arrivato il Presidente Pertini, dopo che per oltre un'ora aveva colloquiato con una delegazione ufficiale che gli aveva illustrato lo spinoso problema della stretta creditizia. Io non entro nei dettagli di questo problema sul quale hanno già parlato i parlamentari nostri che erano presenti, è vero, da Baraggetti all'onorevole Fortuna, vicepresidente della Camera, al sottosegretario Santuzza, al sottosegretario Scovacrichi e all'onorevole Colomba, eccetera. Loro vi hanno già parlato di questo problema, così come vi hanno parlato anche i tecnici. Io voglio parlarvi invece dell'incontro umano avuto con la gente, a cominciare da quella bambina che ha offerto i fiori al Presidente della Repubblica e poi a tanti che hanno presentato delle semplici ma con cordialità, con calore, le bottiglie di Piccolit, i quadri di Cividale, quelli di Gemona, di Tarcento, il volume sui bimbi del Friuli, quello che i bimbi del Friuli avevano fatto nell'occasione tragica del terremoto, e poi tanta gente che ha voluto baciare, delle signore, anche delle donne anziane, delle giovani, delle belle ragazze, hanno voluto baciare il Presidente, il quale ha cominciato a dire: sai, io mi sento un po' friulano perché un antico i liguri abitavano la terra friulana, poi sono arrivati i Celti, hanno spinto un po' lontano i liguri e hanno occupato quelle terre, ma vedete che attraverso questi corsi e ricorsi del movimento dei popoli noi ci sentiamo molto fratelli. E poi dice: io so che il Friuli mi vuol bene, io voglio bene alla gente del Friuli che stimo molto e che ho sempre apprezzato, so che avete dei problemi, so che li avete affrontati con coraggio e io vi dico che continuerò ad aiutarvi perché si possano risolvere anche queste contingenze piuttosto preoccupanti che in questo momento vi hanno portati qui. Ecco, questo Scusa, è stato un po' Adriano. il succo del discorso, che è brevissimo, che il Presidente però con molto calore ha fatto a questa gente nostra. È vero che era composta di ragazzi, di donne, di uomini, un alpino che gli ha portato una penna che era servita a fare anche un'opera di beneficenza, è vero, per la nostra gente, e poi
tanta gente nostra che non va tanto per il sottile così, ma guarda negli occhi, parla proprio con il calore, con il cuore, con un cuore palpitante. È vero che quello che dice è quello che in realtà sente. Senti Adriano, Sì? mi senti? Mi senti? Sì. Ecco, così non so se tu abbia avuto occasione di sentire qualcosa anche negli ambienti ufficiali, oggi ad esempio durante la giornata, se cioè da questo incontro, secondo la tua impressione o secondo tue notizie, si può pensare o sperare su qualche conseguenza positiva. Pare che il governatore della Banca d'Italia abbia sollevato delle difficoltà serie nel colloquio che c'è stato nel pomeriggio, dicendo che si devono superare alcune direttive ministeriali per quanto riguarda le limitazioni poste alle banche. Oggi quindi il problema non è ancora risolto, deve essere affrontato in sede politica e in sede di economia finanziaria, perché ovviamente le banche, se non hanno delle direttive precise, non sono disposte a fare quelle concessioni che devono, cioè a osservare tutte quelle modalità che sono necessarie per la concessione dei famosi interventi, dei prestiti eccetera, no? È lì l'azione che ancora si deve muovere. Purtroppo ci si trova in una situazione difficile per la crisi di governo. Il ministro attuale Andreatta non credo si possa sentire investito di tanti poteri per risolvere in questo momento un problema così delicato. È un discorso che bisognerà fare assolutamente anche con il presidente designato e fare in modo che nel quadro della politica economica che il presidente stesso dovrà elaborare in questi giorni si tenga in considerazione anche questa nostra esigenza. So che il Presidente della Repubblica ha mandato anche dei telegrammi, quindi continua ad intervenire, e io credo che l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica spinga il Presidente del Consiglio designato a considerare attentamente il problema. Certo, i tempi diventano un po' lunghi, ma non bisogna disperare, l'azione deve essere continuata, bisogna continuare a battersi, i nostri politici mi pare sono sulla breccia e quindi noi dobbiamo sperare che, siccome anche i nostri politici, anche nella fase di trattative per la formazione del governo, dovranno dire la loro parola, perché la regione Friuli Venezia Giulia non è l'ultima regione d'Italia, è una regione che ha un suo peso, no? È un peso di vario tipo, sia di tipo politico sia di tipo morale, soprattutto perché sanno che la gente del Friuli è gente seria che non sperpera, e sia delle reali esigenze che il Friuli ha. Purtroppo quando le cose cambiano troppo rapidamente, a suo tempo il ministro Forlani aveva fatto un impegno, aveva promesso solennemente che il Friuli non sarebbe rimasto solo e che i programmi per la ricostruzione non avrebbero avuto sosta. Ma dopo sono intervenuti questi fatti nuovi, noi vorremmo e speriamo qui da friulani che stanno a Roma e che si considerano un po' anche ambasciatori del Friuli, no? Perché dobbiamo fare noi un'azione, stando qui dobbiamo cercare di sostenere le giuste cause della nostra gente. Noi speriamo che di poter avere anche noi una nostra voce per poter insistere che questi nostri problemi non vengano assolutamente sottovalutati, ma trovino una giusta collocazione nel programma anche economico che il governo sta elaborando. Bene, ti ringrazio Adriano per quanto ci hai detto attraverso questo collegamento diretto, hai detto ai nostri microfoni, e penso di interpretare anche il pensiero di Tristano e di Cesare Gobbo nel ringraziare te per l'ospitalità che hai loro riservato, ma soprattutto nel ringraziarti a nome anche di tutti gli intervenuti e penso sicuramente di tutti i nostri ascoltatori, di ringraziarti per l'organizzazione impeccabile che avevi creato giù a Roma, sia pure in brevissimo tempo, e per l'ospitalità che hai fornito a tutti con il tuo appoggio, attraverso i legami che hai con le tue conoscenze, attraverso la tua presenza. Grazie a te. Sono io che ringrazio, perché queste sono occasioni stupende per incontrarci con la nostra gente. Noi, come ho detto, siamo un'associazione piccola dal punto di vista organizzativo, ma grande dal cuore. Noi ci sentiamo legati, come ho detto, a tutti noi, a tutta la nostra popolazione, e vorremmo essere qui proprio una piccola ambasciata del Friuli.
Friuli e cercare di fare tutto quello che ci è possibile. Quindi siamo noi che vi ringraziamo per quello che avete fatto, vi chiediamo scusa a tutti coloro che sono venuti se la nostra ospitalità non è stata quella che noi avremmo voluto, anche perché l'abbiamo fatto nel giro di pochissime ore. Però quello che mi preme dire è che il Fogolar Furlan di Roma non è mai stato avulso da quelli che sono i problemi del Friuli, ha seguito tutte le battaglie in tanti anni, è stato sulla breccia nel momento del terremoto, è stato un ponte, ecco, ve lo dico a voi che siete i ponti radio, noi siamo stati, rivendico questa azione che è stata importante, il ponte radio con il mondo quando il Friuli non era collegato con nessuno. Da Roma, tramite anche le forze armate, la Croce Rossa, il centro operativo del Ministero degli Interni, eccetera, noi avevamo immediatamente tutte le notizie che trasmettavamo via telefono con delle linee speciali che ci erano state date dalla SIP, con tutto il mondo che ci chiedeva notizie, riuscivamo a dare delle notizie qualche volta belle, qualche volta tristi, qualche volta consolanti, qualche volta veramente dolorose, a tutti coloro che da tutte le parti del mondo ci stavano cercando per avere in quel momento quelle notizie che non riuscivano ad ottenere del Friuli. E questo anche grazie a molti ponti radio degli radioamatori privati che si erano messi in collegamento con noi anche dal Friuli e che ci trasmettevano delle notizie in anteprima. Questa è la funzione che il Fogolar ha saputo svolgere allora, che continuerà in tutte le circostanze a svolgere proprio con quello spirito di unione fraterna che unisce tutte le associazioni dei friulani nel mondo che sono stati i promotori, no, di questo spirito di amore, di unione, direi di grande stima che c'è per la gente friulana, e questo grazie all'opera che i nostri emigranti, con la loro serietà, con la loro operosità, con la loro capacità, hanno saputo guadagnarsi in tutto il mondo. Grazie Adriano, arrivederci, io spero che quando tu sarai di nuovo in Friuli verrai a trovarci qui a Radio Stereo Carnia. Anche se avete in qualunque occasione cercateci, noi se possiamo vi daremo una mano. Grazie, questo lo sappiamo perché per lunga abitudine so di questa tua piena disponibilità per tutte le iniziative. Grazie a te nuovamente, a tutti i friulani di Roma, e credo di dover ringraziare anche tutti i friulani del mondo, perché dappertutto dove sono friulani sono sempre degli ambasciatori autorevoli di serietà e dei nostri anche interessi. Grazie e arrivederci. Grazie, saluti a tutti. Mandi. 120, 230 è qualcosa di grandioso che però naturalmente non ci consente di venire incontro a queste che possono essere un pochino le giuste aspirazioni anche dei presenti. Voglio in questo modo chiudere salutando per tutti quanti, veramente tutti, un grosso abbraccio di cuore a tutti. Bene, allora noi concludiamo qui il collegamento ringraziando tutti quanti hanno partecipato alla realizzazione tecnica, ringraziamo anche la ditta Gino Peteris che ci ha fornito i materiali affinché questo collegamento possa venire effettuato, ringraziamo naturalmente, e un appuntamento quindi per il mese di dicembre per la Madonna Immacolata. Io concluderei con un brano e in questo momento ci erano pervenuti diversi saluti, comunque ne facciamo solo uno che è simbolico, che vale forse per tutti quanti. Si tratta di Roberto Franciosi e la mamma che vogliono salutare Don Haider. Ecco, con questo mandiamo in onda Stelutis Alpinis e tra circa 3-4 minuti andremo con l'edizione flash del nostro giornale radio. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.